Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come del mercoledì, scusatemi, del lunedì, perché il primo di solito va in onda il mercoledì, però per via di questo virus andiamo in onda anche il lunedì e quindi vi ricordo tra l'altro che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora, con ordine, prima Elisabetta Corazza, dalla redazione, se ci sono novità per quanto riguarda il web. Elisabetta? Allora, io ti dico che un po' tutti in questi giorni si chiedono cosa succederà, insomma, tra qualche giorno, quando i decreti, insomma, scadrà il tempo di validità dei decreti. E a questo proposito si è espresso poco fa anche il Ministro della Salute, quindi Roberto Speranza, che dopo aver valutato, insomma, quanto emerso nella riunione tecnico-scientifica che si è svolta questa mattina, ha detto che il governo sta pensando di prorogare appunto tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Bene, cioè bene, purtroppo bene, è così. Allora andiamo a vedere, hai altre notizie Elisabetta dal web, dalla redazione? No, per il momento no. Va bene, allora andiamo subito con i messaggi perché ce ne sono molti, quindi mandiamo a gruppi di 4. Buonasera, ho sentito il senatore parlare di mascherine, il suggerimento: qualsiasi fabbrica di reggiseni e di pannolini può produrre mascherine. Mario Arzegrande, caro Mario Arzegrande, oggi chi fa camicie produce, Roncato che produceva valigie produce mascherine, ormai tutti si stanno mettendo su questa nuova attività che è anche un'attività di emergenza. Andiamo pure avanti. Con noi liberi professionisti siamo i veri danneggiati da questa situazione. I dipendenti sono pagati o vengono messi in cassa integrazione. A noi chi ci tutela, e questo è un altro motivo per cui ovviamente avevo parlato con il presidente di Confindustria e ovviamente con tutte le persone che sono interessate, con lo Stato stesso, e quindi io mi auguro che anche i liberi professionisti abbiano non i 600 euro che gli sono stati promessi, ma poi nei prossimi mesi questa situazione venga un attimino rivalutata e ritrattata, usiamo questo termine. Andiamo avanti. Spero che a breve non cambino le restrizioni, tra poco sarà Pasqua, poi il 25 aprile, poi il 1° maggio, tutte occasioni di incontri tra le persone. Rischiamo di combinare un disastro se ci troviamo insieme per queste feste. Se non ci troviamo o se ci troviamo bene, io credo invece che passeremo Pasqua e il 25 aprile ancora con molte restrizioni. Mi auguro di sbagliare, ma credo che sia l'intenzione anche dei grandi scienziati perché questo virus sparisca completamente. Andiamo avanti. Presidente Boaretto, secondo lei si rischia che salti completamente il turismo estivo? Mi risponde sì o no, Presidente? Direi che abbiamo buone probabilità che salti, sì. Bene, allora noi abbiamo cercato un po' di sdrammatizzare, girando di qua e di là per il web, vediamo tanti bei filmati, tante belle notizie. Oggi, così cliccando nel web, ho visto una mamma che con la figlia, o il figlio, non sono riuscito a capire bene se era il figlio o la figlia, poi cerchete o mi aiuterete di capire chi era, ha fatto questa cosa qui, andiamo a ascoltare. Arriva, Ed era un giorno di febbraio, un giorno qualunque del calendario. Ti svegli, ascolti il telegiornale, una notizia che fa gelare. È una minaccia che viene dalla Cina ed è un nemico che viaggia in sordina. Siamo in pericolo, ci sono le prove, si chiama Covid-19. Con il trascorrere delle ore, intorno a noi la gente muore. Tutta l'Italia piange e trema ed incomincia la quarantena. Tutto si chiude, siamo barricati, puoi solo andare nei supermercati e tutti in fila con i carrelli all'auricolare, parla Borrelli. Città spettrali e silenziose, riorganizzando le nostre cose, la nostra vita e il nostro futuro che non ci sembra così sicuro. Dalle finestre e dai balconi tutta l'Italia intona canzoni in un abbraccio collettivo per dire all'altro io sono vivo. E intanto la guerra negli ospedali, in prima linea i sanitari, i nuovi eroi di questa guerra che già combatte tutta la terra. Il virus colpisce, uccide anche loro, morti sul campo del proprio lavoro, che si addormentano
sulle tastiere, vittime d'angeli del dovere. File di camion militari portano i morti nei cimiteri, inverosimile sceneggiatura che stringe il cuore nella paura. Persino il Papa del Vaticano parla ai fedeli col cuore in mano: vi prego fratelli, vi prego obbedite, restate in casa, non uscite. Ma nonostante gli avvertimenti ci sono sempre i deficienti che con le scuse più disparate si fanno ancora le passeggiate. E questa gente mi viene da dire, già che non puoi fare a meno di uscire, spero che incontri l'amico legale che non ti impedisca di respirare. Forza italiani, ce la faremo, spunterà ancora l'arcobaleno, e mentre sventano le bandiere facciamo tutti il nostro dovere. Se stiamo uniti siamo più forti, possiamo decidere le nostre sorti, sconfiggeremo questo male e nel frattempo un abbraccio virtuale. Ecco, non c'era il pezzettino, Dennis, che aveva detto di lasciare finale, perché poi entrava anche chi aveva costruito questa canzone, va bene, però questa è anche d'Italia, credo sia anche d'Italia. Noi ho tirato fuori questo, Alex, oggi proprio per far vedere poi che l'Italia è anche inventiva, ha passione, ha cuore, ha animo, c'è tanta brava gente. Diciamo, dottore, l'abbiamo posso visto dirlo? anche col tema mascherine, no? Vero. Quante aziende si stanno riconvertendo, ma io credo che sia anche nella difficoltà del momento, è anche un'opportunità. Ne parlavo proprio in questi giorni anche con alcuni amici del Rotary, e poi ne parleremo di quello che sta facendo il Rotary, e stavano cercando di trovare il modo di aiutare queste imprese a riconvertirsi, perché non è soltanto gestire l'emergenza. Adesso c'è bisogno di mascherine, non si trovano le mascherine arriveranno, ha ragione il dottore, in questo momento però non ci sono. Allora abbiamo detto, un'azienda che fa, ad esempio, divani, che fa biancheria intima, che fa tessuti, che tratta in qualche maniera la stoffa. Abbiamo visto l'esempio di Franceschi che insomma, faceva stampa libri, voglio dire, si è riconvertito, fa questi schermi. È un'opportunità per un'azienda che oggi non può fatturare e probabilmente neanche il mese prossimo fatturerà e così forse quello dopo, per creare un indotto e far lavorare i suoi dipendenti. Quindi è un sistema virtuoso tutto sommato per venire fuori dalla crisi e stiamo cercando tutti insieme di trovare questo tipo di soluzioni. Io credo che questa sia la parte bella dell'Italia, quella che si ingegna sempre. Certo. Allora, Padova d'Italia, va bene, è un mondo dove ci sono molti spettacoli teatrali, dove ci sono grandi imprenditori per quanto riguarda la musica, oltre ovviamente agli albergatori. Sono in grossa crisi anche chi organizza spettacoli perché la gente non può più andare. Qui a Padova abbiamo uno dei più importanti d'Italia e d'Europa organizzatori, che è la ZED, e che ovviamente da quando è iniziata questa brutta storia non può per il momento ovviamente organizzare concerti, tra l'altro ne aveva moltissimi di importanti. E abbiamo collegato, perché abbiamo collegato Diego Zabeo, che è Diego Zed, praticamente assieme a, dovrebbe aver collegato Valeria Argenton, che tra poco vedremo in video collegati. Eccoli, non vedo Elisabetta, ovviamente non vedo, eccolo qua, vedo sia Diego sia Valeria, li ringrazio entrambi, grazie a entrambi di essere collegati con noi. Allora li saluto ovviamente e immagino il momento che stanno attraversando. Allora inizio per dovere di cavalleria dalla Valeria. Valeria, è un brutto momento? Buonasera dottor Borile, buonasera a tutti. E certo, cosa possiamo dire? Siamo tutti nella stessa barca, come italiani, come imprenditori, e come popolo veneto, come popolo europeo, come popolo di tutto il mondo, e quindi in questo momento sì, è un impatto devastante anche per la nostra economia. Abbiamo anche noi il nostro personale, siamo stati i primi lo scorso 23 febbraio a chiudere e saremo forse anche tra gli ultimi poi a riaprire. Questa è un'emergenza sanitaria devastante che ovviamente va a toccare soprattutto i luoghi di aggregazione, quindi siamo i primi purtroppo protagonisti, tra i primi protagonisti di questo grande impatto economico proprio. Che cosa c'è da dire? Nell'ultimo, anche parlando con la nostra associazione di categoria, abbiamo potuto rilevare che fino ad aprile in tutta Italia quasi 3.000 concerti sono stati cancellati, annullati,
con un impatto economico di quasi 40 milioni di euro, solo di concerti senza considerare l'indotto. Quindi un valore importante, significativo, un valore economico che fa pensare. Però noi siamo qui a testimoniare, credo, un impatto, un pensiero positivo, perché comunque il nostro lavoro è quello di creare emozioni, di vendere emozioni, di condividerle con il pubblico, di questa magica alchimia tra artista, pubblico, organizzatore, territorio. E quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire una delle cose che più mi ha impressionato, una frase che mi è rimasta scolpita nel cuore in questo periodo e che tra l'altro abbiamo fatto anche trasformare in un'illustrazione da un noto fumettista internazionale, è la frase di Anna Frank, e questa la dedico a noi, a tutti noi in ogni momento, e c'è anche l'immagine, abbiamo trasformato in immagine questa frase, che è: credo nel sole anche quando piove. E questo sarà il nostro inno alla vita da qui in poi, perché dovremo sicuramente ricostruire anche la nostra credibilità e il nostro settore. Ecco qua, vediamo proprio in questo momento la fotografia di quello che stava dicendo la Valeria. Diego Zedda, voi siete un'azienda importante, sicuramente una delle più importanti d'Italia, tra le prime, se non la prima per quanto riguarda gli spettacoli. Non avete solo Padova, ma avete Brescia, avete Cornegliano, avete moltissimi altri impianti dove producete musica, se è giusto usare questo termine. Ecco, quale sarà la prospettiva? Tra l'altro, Diego, voi avevate 2 grandi concerti allo stadio Euganeo con Tiziano Ferro, con Cremonini. Ecco, cosa succederà per chi ha acquistato il biglietto, per dare aspettative positive a tutti i tuoi fedeli clienti, usiamo questo termine? Allora, intanto buonasera Giorgio, buonasera a tutti i telespettatori. Sono, come dire, frastornato perché non mi era mai capitato di partecipare ad una trasmissione televisiva in cui dobbiamo partire e dobbiamo discutere di una tragedia. E noi da sempre ci siamo occupati di dare forza alla gioia, alla felicità, al sorriso, a cercare di trasformare il tempo libero in una emozione che magari esce dai canoni abituali. Ecco come è nato il nostro sogno. Però è evidente che in questa situazione voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo che rappresento, peraltro lo voglio salutare, tutti i nostri ragazzi che sono certo ci staranno guardando, che con noi fanno parte di una grande squadra, una squadra che non ha chiuso. Valeria ha fatto un riferimento: noi abbiamo chiuso gli uffici, ma non abbiamo chiuso i nostri cuori, anzi non abbiamo chiuso le nostre menti, non abbiamo mai interrotto la nostra passione e la nostra creatività. Ogni giorno siamo in contatto tramite una chat comune e sento che da parte del nostro gruppo, del gruppo che io ho il privilegio di presiedere, una grande energia. Certamente devo ringraziare, tu hai parlato di Brescia, a nome del nostro gruppo voglio ringraziare tutto il personale sanitario, i medici, i paramedici, la protezione civile, le autorità, tutte le persone che si stanno dando da fare per combattere fortemente questo virus, e sono convinto, da sempre chi mi conosce sa anche che sono manicalmente legato alla salute. Taluni pensano che io sia ipocondriaco, ma in realtà ho sempre dato grande valore alla salute, e oggi più che mai non posso che augurare un grande in bocca al lupo, dare un in bocca al lupo forte a tutti quelli che si trovano in questo momento a combattere. Sono convinto che ce la faranno e sono convinto che ce la faremo. Sono anche ottimista, Giorgio, sono ottimista perché dobbiamo rimboccarci le maniche. Dobbiamo pensare positivo, dietro l'angolo c'è la possibilità non di preoccuparci, di rimanere fermi a pensare a quello che sta accadendo. Noi dobbiamo pensare, dobbiamo rivolgere il nostro pensiero a quello che accadrà. Questa è un'opportunità per aprire le nostre menti, per dare spazio alla creatività,
per dare spazio all'energia che magari era sopita. Ho sentito prima parlare del problema del turismo, è un problema particolarmente rilevante. Proviamo a pensare a quello che riguarda l'ambito dello spettacolo, della cultura, dell'intrattenimento, del tempo libero, per non parlare dei locali di pubblico esercizio, in questo caso i bar, i ristoranti. Siamo tutti sulla stessa barca, però è anche vero che dobbiamo rimboccarci le maniche. Noi vogliamo credere che ci sarà un'Italia che darà ancora grandi opportunità. L'Italia è unica nel mondo, è unica non solo per la moda, non solo per la cucina, ma è anche unica per la sua grande passione e per la bellezza del territorio. Come si può non visitare l'Italia? Quindi io sono convinto, e anzi voglio esprimere questo mio invito: guardiamo e pensiamo positivo. Certo. Scusami, ho divagato, tu mi hai fatto una domanda tecnica. Hai divagato, mi hai fatto un ragionamento più complesso, il mio era molto più semplice, perché ovviamente essendo un imprenditore dal punto di vista musicale ovviamente hai molti impegni, hai molti concerti in essere in tutta Italia, quindi ecco, il proseguo, cosa avete intenzione? So che tu sei molto positivo, in virtù di questo come lavorerete nel futuro, visto che ancora questi teatri, questi posti dove dovrebbe andare molta gente saranno per un po' proibiti, ecco, in futuro, in un breve futuro. Guarda, sui tempi della ripresa dobbiamo attendere i provvedimenti, dobbiamo capire che cosa succederà per quanto riguarda il distanziamento, perché è logico pensare che gli spettacoli dal vivo prevedono delle platee, taluni con il posto in piedi, talune con il posto seduto, quindi è evidente che bisognerà prendere atto di eventuali integrazioni normative o di valutare anche ipotesi di cambiamento degli asset dal punto di vista della disposizione delle configurazioni e dei nostri spettacoli. Però Valeria è esperta, Valeria si è occupato del tema della biglietteria a livello nazionale ed internazionale. Hai ragione, abbiamo la fortuna di avere con noi Valeria, che sta studiando da circa 5 anni e tutto il settore della biglietteria, della diffusione, della valorizzazione, quindi anche degli spazi. Però dobbiamo prendere atto che noi, per esempio, come azienda, stiamo già lavorando per aumentare sempre di più la sanificazione, la disinfezione, quello che per noi è un elemento essenziale. I nostri teatri hanno la grande fortuna di avere le sedute, le platee. Le nostre platee sono movibili, le nostre sedie le possiamo togliere e quindi possiamo continuamente sanificarle, pulirle, portarle all'aria aperta. I nostri teatri hanno decine di porte di sicurezza a sinistra e a destra, quindi da questo punto di vista studieremo attentamente, già lo facevamo, ma dei metodi nuovi, innovativi per dare ancora più sicurezza al pubblico. Ecco, certo. Il nostro pubblico, la risorsa più preziosa. Noi abbiamo istituito un ufficio predisposto a dialogare con il pubblico. Ci sono varie opzioni, lo Stato con il Cura Italia ha dato la disponibilità anche a sostituire il biglietto con un voucher di pari importo, però io sono dell'avviso che sia giusto far decidere al pubblico. La risorsa più preziosa di ogni ambito imprenditoriale, dal turismo, è il pubblico che determina che cosa vuole, a fronte anche di una spesa, per esempio, già fatta. Noi, come dici tu, avevamo in programma 2 grandi eventi allo Stadio Euganeo, e anche qui bisogna ricordare il blocco del calcio, il blocco delle partite di basket e della volley, Chioene Arena, i nostri partner, quindi c'è una dimensione molto più ampia. Si è fermato tutto, ma proprio da questo blocco dobbiamo guardare e sperare. Futuro. Anzi, sperare, dobbiamo guardare positivo. Sei stato molto chiaro nel tuo ragionamento. Volevo concludere con voi, con Valeria, se me la date in video, perché gli faccio una domanda diversa. Tecnicamente Diego Zabeo, Zed, ha spiegato praticamente tutto, e dunque mi sembra che il loro spirito sia sicuramente molto positivo per il
per il proseguo nonostante tutto. Allora volevo vedere Valeria, perché volevo fare una domanda in chiusura. Valeria, allora, so che tu ci tieni moltissimo, perché al di là del fatto da imprenditrice, da un fatto ovviamente dove lavorate, dove investite, dove vi lavorate, tu hai messo molto cuore nel tuo lavoro. Avete organizzato, sei una che ti dai da fare, che lotti giorno dopo giorno, in maniera instancabile. Cosa hai provato in questo momento che è cascato tutto, non solo a voi, a tutto il mondo, ecco, una che mette amore, passione per far portare allegria alla gente e vedere che cade tutto, cosa hai provato dentro di te? Una profonda impotenza. Veramente sono abituata a risolvere problemi nel mio quotidiano, a capire, entrare nella testa della mia società, del mio pubblico, dei collaboratori e cerco sempre di risolvere i problemi. Questa volta mi sono sentita davvero impotente e ho capito che serve tanta disciplina in questo momento personale, collettiva, e secondo me sarà anche la ricostruzione si baserà su grande disciplina di tempi, di metodi, di pazienza, di volontà. Penso sì, la disciplina ci potrà salvare in un momento così. Ovviamente il mio più sentito ringraziamento è a tutti coloro che sono attivi fisicamente, moralmente, sul campo a salvare questo nostro paese. Mi sento impotente proprio anche perché non posso contribuire come vorrei a supportare un momento così importante di difficoltà, e credo che rimanendo a casa e rispettando le regole io possa dare il mio migliore contributo in questo momento. Forse la bellezza di questo momento è proprio sentirsi tutti uguali. Certo, si sente la tonalità della voce, Valeria, che sei impotente ovviamente, però ho sentito nella forza di Diego, e visto che voi siete in tre che lavorate per organizzare, sicuramente arriveranno tempi che meritate migliori per voi e per tutti. Grazie a Valeria Argentone e a Diego Zabeo, grazie ad entrambi. Bene, allora noi andiamo in pubblicità, poi parleremo ovviamente sotto il profilo sanitario, perché abbiamo tante cose da dirvi ancora. Tra poco.